Ben ritornati cari telespettatori, grazie di seguirci, ben ritornato anche al nostro ospite Maurizio Franceschi, che è il direttore della Confesercenti del Veneto. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Allora, affronteremo insieme a livello regionale la panoramica delle piccole imprese di servizi e commercio, perché si è svolta un'assemblea regionale la scorsa settimana molto significativa, un incontro anche con una candidata anzi alle prossime regionali, ma è l'apertura di una serie di incontri perché effettivamente ci sono delle istanze ben precise che le imprese per poter ripartire, riprendere, rilanciare la propria attività stanno cercando di porre e di attuare in qualche modo con chi poi andrà al governo della regione. Ci sono delle normative nelle quali non ci si ritrova sostanzialmente, vedremo anche di capire le ragioni. Cercheremo di fare anche un bilancio di un periodo di un anno che ormai si è chiuso per quel che riguarda questo settore nella regione del Veneto, quindi abbracciando i vari territori e le varie province, con un occhio di attenzione anche al territorio di Venezia. Allora, direttore, un anno particolare, si sperava quando ci eravamo ancora incontrati, io mi ricordo ancora gennaio dell'anno scorso, in cui si parlava di ripresa dell'economia. Cioè, erano stati preannunci, si ricorda, precedenti al governo Renzi, eccetera. Cos'è stato? È stato un rilancio, una ripresa, una moria, una continua agonia o qualche segnale? Beh, intanto diciamo che la speranza, come si dice, è Vabbè, l'ultima a l'ultima a morire, morire. no? E quindi dobbiamo continuare ad avere speranza, ma è una speranza supportata anche da quello che siamo nel Veneto, ma anche come sistema paese, con tutte le carenze e i ritardi con i quali questo paese sta affrontando questa crisi economica, ma soprattutto è chiamato ad affrontare una competizione economica e delle conoscenze che ormai è globale. Ci siamo visti un anno fa e un anno fa credo in qualche modo di ripetere le cose che avevo detto allora con qualche, diciamo, se vogliamo, speranza in più e ottimismo anche in più, perché alcune cose sono successe da questo anno da un anno a questa parte. Innanzitutto le iniziative che sono state assunte da parte del governo. Questo è un paese che per troppi anni, 20 anni, 30 anni, non ha attuato riforme radicali e di cambiamento, perché è un bel dire e anche un atteggiamento giustificatorio in qualche modo affermare che la situazione della crisi dipende dall'Europa, dall'euro, dalla Germania e dalla Merkel, ovviamente dicendo che le politiche di austerità vanno cambiate perché non hanno prodotto assolutamente effetti positivi, anzi hanno messo ulteriormente in crisi anche il nostro paese, oltre alla Grecia e alla Spagna, ma dobbiamo fare un po' anche una analisi su quello che non abbiamo fatto noi, perché se questo paese non è riuscito a mitigare l'impatto forte della crisi con tutte le conseguenze che conosciamo anche qui nel Veneto, sia da un punto di vista dell'economia e delle imprese che chiudono, sia da un punto di vista occupazionale, è dovuto anche al fatto che negli anni in cui di vacche grasse, diciamo, non si sono messe le fondamenta solide al sistema paese, si è sperperato molto denaro, gli sprechi sono sotto gli occhi di tutti Sì, assolutamente. e le riforme non sono state fatte, quindi perché sono un po' più ottimista? Perché vedo che a livello di governo alcune riforme si stanno facendo. A me interessa poco lo scontro che c'è tra il centro-sinistra e il centro-destra, che lo trovo abbastanza normale in un paese democratico. Ma per quanto riguarda le riforme trovo ci sia più un conflitto tra innovatori, riformatori e conservatori che stanno dentro entrambi gli schieramenti. Perché è indiscutibile
che la riforma costituzionale deve essere fatta, e cioè dobbiamo mettere, ad esempio, chiarire le competenze tra Stato e Regioni. I conflitti tra questi due, diciamo, rappresentanti delle istituzioni è numeroso, va bene? Dobbiamo superare il bicameralismo perfetto, perché la lentezza con cui vengono approvate le leggi, va bene, sono inaccettabili in un paese moderno quale vogliamo essere. Anche qui si sta procedendo. La riforma elettorale, che sembra, diciamo, in un momento in cui si discute di economia, di difficoltà, sembra una cosa poco importante, poi in realtà ha delle ricadute sul buon funzionamento del paese, no? Quindi riforme costituzionali, riforme alla legge elettorale, ma dall'altra parte anche quelle riforme che hanno poi delle ricadute sulla vita reale delle imprese e delle persone. Ecco, a proposito di questo, io la interrompo, tanto abbiamo anche il tempo di affrontare tutti gli altri aspetti. A proposito di riforme, non ha timore, oppure voi auspicate, quindi a livello regionale, quindi stiamo parlando di un'estensione diversa, che una riforma che riguarda per esempio il rapporto Stato-Regioni vada a togliere deleghe alle regioni, autonomie di gestione che già sono venute meno per varie ragioni, in una politica di maggior accentramento che stiamo comunque vedendo attuarsi in vari ambiti, e questo a discapito dei territori che hanno delle peculiarità particolari, hanno dei modi di atteggiarsi anche diversi. Lo stiamo vedendo in politiche trasversali, in tagli lineari che stanno provocando problemi. Sì, i tagli lineari sono una cosa, le competenze e una chiarezza sulle competenze è una necessità, perché, ripeto, tutte le materie concorrenti dove a competenza in ugual misura Stato e Regioni sono frutto di conflitti e quindi di blocco delle cose. Io non vedo in questa riforma costituzionale un togliere, vedo solamente un fare chiarezza, riportare alcune funzioni a livello centrale, perché anche qui in nome dei territori, del federalismo, di tutte queste belle parole che io credo ancora oggi valide, in particolare il federalismo, si sono assunte delle decisioni che poi in realtà hanno creato più problemi che vantaggi al sistema, e cioè il troppo frazionamento delle competenze anche a livello territoriale, regionale, oggi comincia a diventare un limite a un sistema paese che su alcuni temi deve avere una dimensione nazionale. Lei riesce, per far chiarezza ai nostri telespettatori, proprio per far capire la valenza di quello di cui lei afferma, fare un esempio relativo? Beh, penso ad esempio a tutto il tema del turismo. Il turismo che nel Veneto rappresenta una componente fondamentale, è uno degli asset economici più importanti, rappresenta circa l'8% del prodotto interno lordo, 60 milioni di presenze, 17 milioni di arrivi, 370.000 occupati, quindi parliamo di un settore molto importante. Un settore che ha visto progressivamente da 6 anni a questa parte una riduzione degli investimenti da parte della Regione da 60 milioni a 6 milioni. Allora la domanda è, certo ci deve essere una compartecipazione del privato nella promozione, nella commercializzazione all'estero da parte sul turismo, però la domanda che io mi faccio è se c'è una capacità da parte di una regione importante come questa o altre regioni a svolgere un'attività incisiva di promozione soprattutto sui nuovi mercati, quelli molto lontani, o se un sistema paese su alcuni aspetti precisi come questo può dare dei risultati che sono molto più, diciamo, efficaci. Io credo che alcuni temi possono avere una rilevanza nazionale senza nulla togliere alle regioni.
Parliamo sempre di riforme, il Job Act, che è stata la prima significativa, secondo lei potrà andare ad aiutare in qualche modo il muoversi del mercato del lavoro, potrà essere efficace o in realtà non è stato sostanzialmente una riforma rilevante? Ma io trovo sia una buona riforma. In questo Paese aspettarsi delle riforme davvero radicali è molto difficile perché sappiamo che ci sono, come dicevo prima, diversi soggetti conservatori che non stanno solamente in Parlamento, ma nel Parlamento esercitano una funzione piuttosto efficace, ma stanno anche nella società. Io ritengo che questa riforma che arriva dopo un altro intervento che va segnalato, che è quello degli 80 euro in busta paga ai lavoratori, che non ha prodotto quegli effetti che ci aspettavamo sul piano dei consumi, infatti. perché vige ancora un clima di incertezza e di insicurezza e di prospettiva e di speranza da parte dei cittadini, però 80 euro sono 80 euro, sono stati confermati. Ma per ritornare sul Job Act, io trovo che sia una riforma che produrrà degli effetti positivi per quanto in termini occupazionali. Porterà anche al superamento a tutte quelle forme di precarietà che hanno condizionato fortemente la vita delle persone in tutti questi anni, per arrivare a rapporti di lavoro più stabili, certo dove è più semplice il licenziamento, ma io voglio sempre ricordare una cosa, soprattutto in questo nostro Veneto fatto di tante piccole imprese, che i lavoratori sono un patrimonio per le imprese e nessuno si libera di un patrimonio se proprio non è costretto. Quindi questo pericolo io non lo vedo, lo considero un fatto ideologico da parte di chi continua a sostenere il problema dell'articolo 18, trovo che le opportunità siano molte, l'assunzione a tempo determinato, le tutele crescenti, la riduzione dell'IRAP del 10%. Ecco, io credo che tutte queste misure potranno senz'altro aiutare a favorire l'occupazione e la ripresa anche quindi economica nel nostro Paese. Però c'è la minaccia crescente dell'aumento dell'IVA. Che se scatta possiamo mettere le tutele crescenti del mondo, possiamo mettere qualsiasi iniziativa, i consumi non è che si bloccano, precipitano verso il basso, questo è un dato di fatto, come è successo in Giappone, come è successo in altre realtà dove questo si è verificato. Sì, beh, per adesso però l'aumento dell'IVA è stato un po' accantonato. C'è nella legge di stabilità dove si dice che se non si raggiungono determinati risultati scatterà l'aumento dell'IVA, è obbligatorio perché la legge per essere approvata diciamo, in Europa deve avere delle clausole di salvaguardia, no? Però io sono abbastanza convinto che non arriveremo a questo, spero di non sbagliarmi, perché alcuni piccolissimi, tiepidi, modestissimi segnali di ripresa ci sono. Ci sono dei segnali di ripresa soprattutto nelle esportazioni. L'export è uno dei pochi settori che anche in questi anni, ma soprattutto in questi ultimi periodi, ha ripreso a crescere. Aziende che hanno investito in ricerca, innovazione e tecnologie hanno saputo affermarsi nei mercati internazionali. E l'altro grande settore che ha tenuto questa nostra regione in particolare è il turismo. Tutte le aziende che vivono di domanda interna sono drammaticamente in una situazione di grande sofferenza e di crisi, anche perché è mancato quell'apporto del credito di cui le imprese hanno bisogno e che però a seguito delle sempre maggiori restrizioni imposte dalla Banca d'Italia alle banche, l'accesso al credito è diventato sempre più difficile, oltre che abbastanza ancora costoso. Ecco, però voi rappresentate comunque la categoria del commercio e dei servizi.
che a parte il settore turistico, quindi al di là dell'ambito magari di Venezia e da valutare di certe aree, sta soffrendo, ha paura. Ci sono dei dati, almeno noi le valutavamo per la provincia di Padova, di chiusure quotidiane, se non quotidiane o quasi, di negozi, un turnover pazzesco, la durata si è ridotta drasticamente. Voi e i vostri iscritti e tanti appartenenti alla categoria, ma anche i giovani che magari possono avere ambizione, se non altro di provare in questo settore, cosa vi sentite di dire, che tipo di relazione riuscite ad instaurare, se la riuscite a instaurare con il governo o sperate di poterlo fare? La situazione del commercio che è estremamente difficile, perché assistiamo appunto a chiusure continue, a giovani che ogni tanto tentano nuove start-up di aprire delle Infatti le attività, start-up però sono... la durata è quella che è. È la cartina tornasole della fisionomia e delle difficoltà che hanno assunto le nostre città. Io faccio un po' questa considerazione, e cioè che 20 anni, 30 anni di sviluppo di un modello di sviluppo del Veneto fatto da politiche scellerate, un po' folli, di devastazione del territorio, quindi di cementificazione, al di là dei capannoni che diciamo hanno anche segnato, è un prezzo che abbiamo pagato, ma hanno creato anche molta ricchezza. Quindi possiamo, tra virgolette, anche giustificare in un determinato periodo, non certamente oggi. Ma se penso agli insediamenti della grande distribuzione, a questi grandi insediamenti della grande distribuzione, dove tra l'altro le imprese sono per lo più straniere e quindi pagano le tasse lì, ma al di là di questa considerazione, i danni che hanno provocato sono difficilmente recuperabili in tempi brevi, perché hanno compromesso fortemente il ruolo, le funzioni, l'identità delle città e delle loro comunità. Quindi, siccome si parla di competizione tra poli, città, luoghi della grande distribuzione impropriamente, sono luoghi dove c'è un po' di tutto, no? Sono degli aggregati dove l'offerta è molto ampia, è molto vasta, molto innovativa, perché ci sono alcuni format come la nave De Vero di Marghera, dove c'è un'innovazione nella struttura, non tanto nei prodotti, ma l'innovazione si fa. Dall'altra parte le città, nelle città assistiamo a un declino che sta coinvolgendo le città piccole e grandi e anche i capoluoghi. Declino che in alcune aree si trasforma in degrado, che diventa insicurezza, che diventa legato alla chiusura delle attività, al fatto che i luoghi non sono frequentati. Quindi oggi bisogna ripartire, la politica regionale, quello che abbiamo chiesto nell'incontro con la candidata Moretti, ma lo chiederemo anche agli altri candidati. Intanto un blocco della grande distribuzione, perché non se ne può davvero più, non se ne può più di grande distribuzione in questa nostra regione. Dall'altra parte bisogna rigenerare, recuperare, riqualificare i nostri centri urbani, e sarà un'operazione molto difficile, molto complicata, che richiederà una cultura delle città. Esatto, infatti, no, ma anche questo delle valutazioni strategiche. Lo interrompo un attimo perché c'è la pubblicità, però voglio tornare su questo aspetto, blocco della GTO, quindi dell'espansione della grande distribuzione, e chiederle, perché mi sembrava ci fosse già stato un provvedimento o una promessa da parte della Regione, avete avuto un incontro con l'assessore Coppola, se non sbaglio, a questo riguardo, quindi capire a che punto siamo. E poi progettualità per le città, che questo implica una gestione manageriale, qualcosa avete fatto, ne abbiamo anche accennato per capire se questo è realizzabile. E sicurezza è un altro aspetto importantissimo che sta minando anche le dinamiche sociali delle persone. Tra pochissimi secondi siamo di nuovo insieme.